Segretamente te tengo in tuo cuore e me lo posso dire. Tutti i momenti passo il tuo cazzo. Buonasera, salve a tutti quanti segretamente. Vi tengo in tuo cuore, lo sapete che vi tengo dentro al cuore, lo sapete, sempre nel mio cuoricino conservato in un piccolo angolo, arredo a portare, tengo amati scope e la paletta. Allora, salve a tutti quanti, benvenuti in questo nuovo video che aspettavate da molto tempo, veramente è passato un buon tempo che comunque aspettavano questo video perché Caroli fa in segreto, però in bozzo sapete tutti i segreti della gente, capite? Bello e buono, non è che io posso fare sti fatti. Comunque niente, ma ci ho fatto un giro in coppa in segreto. Qualche segreto me l'avete detto voi, mi avete mandato lo screen e quindi bello e buono all'intrasato, tutto buono all'improvviso. Oggi fatto sto video. Non sono tanti, però sono molto intensi. Cominciamo con il primo segreto che è veramente. La mia ragazza ha un alito insopportabile. Aiuto. Aiuto. Ma quello che dico io, cioè, quando uno tiene usato scostumato si conosce da subito, perché comunque tu prima che una voglia sai esce prima, ci parla, ciao, piacere, quando che lei ti piacere, no? Nessuno tu lo sa, mi si può fare amore con questo, che le cade chi? Ma che te, o sesso mo che te? E tu avresti fatta, zii, perché comunque devi controllare l'alito della tua ragazza. E non vuol dare una cosa che ti faccio battere in da bocca, sta cristiana, non è cosa così. O una donna deve avere un alito che profuma di rose. Di rose come il mio, tengono usato, voglio che non avete idea. Non avete proprio idea, non avete idea. Ero in bagno a fare cacca. Vedete, già partiamo con un segreto di merda, mi fa capire. Non me l'aspettavo, ma è uscito un coso lunghissimo. E anche tirando lo sacquone non se ne sente. Anche le donne fanno la cacca, hai capito? Pure i cacca, sono una donna. Cacca pure i cacca. Faccio una bella cacchina sistematella però, senza guagliare niente. Però tu fai un coso di questa maniera più lo stesso. Ma che le cantichi ma è cosa? Ma infatti una controllare, che ti mangi, che ti mangi? Quando mangiassi banane, no, se cose intere e ti aiuta così escono. No, e te era una controllata. Perché non è normale, metti caso la casa una compagna la toglie, una murata tua. Dopo mangiato ovviamente il pancino fa male un po', cioè nel senso che hai a scaricare, no? E non sappi lo a chi fammi capire. E fa una controllatina, se no la prossima volta che capita che fai un coso lunghissimo e vieni lo spazzato, fai capire a 3-4 parti, lo fai scaricare a poco, perché veramente, ma che discorso di merda, proprio discorso proprio di merda, segreti incredibili proprio. Alle elementari io e un mio amico eravamo amici. Gesù, alle elementari io e un mio amico eravamo fratelli. Che segna? Io e un mio amico eravamo amici. Siamo amici siete, no? Tu e i tuoi amici. Alle elementari io e un mio amico eravamo amici. Ah, amici di cacca. Cacca ovviamente. Io ho cercato dei segreti su internet che voi. Amici di cacca. Andavamo in bagno insieme. E la facevamo nello stesso water. A volte la commentavamo pure. Ripeto, eravamo all'elementare. Che sazzecca. Gesù Cristo mio, Santa Vergine Immacolata. Ma si serio, cioè, allora immaginate la scena. Questa che si stanno venturiana, poi non te due masculini in due bagni. Caga prima tu, no, caga prima tu, no, io tengo bella rotta. Caga prima, caga. Faccio la cosa. Si mettevano te e due e la guardavano. Ciao, bellissima, che voto sarai? Un 10 va bene. No, non so dire come la faccio, e cagavo chi l'altro. Cioè, ma che l'hai fatta? Io non sono mai sentito queste cose, ma che state dicendo? Uno è venuto a bagno per fumare la sigaretta, per fare un monello, no? Mi metti da commentare la cacca. Sta cacca oramai è incredibile, che le fu cosa luogo, che sta da, sa guardano, bello però. Breve storia triste, 2 punti. Stanotte non ho dormito perché mi si è rotta un'emorroide. Uè, dolore. Uè, con questa cosa mi colpisce al cuore, amore.
veramente anzi mi colpisce proprio a cuore con questo argomento, perché io di emorroidi veramente esagerato. E infatti io per questa brutta avventura che ho avuto, a parte che mi sto crescendo, che 2 o 3 bellissime, ho dedicato pure una canzone. Tengo emorroidi a Cuba, sto accusando, mi fa male questa palla che brucia, io mi sento morire. Tengo emorroidi a Cuba, sto accusando, mi fa male, ram una cura. Tengo emorroidi a Cuba, tengo emorroidi a Cuba, oh oh. Ho buttato una cosa a terra. Sono sposato da 2 anni con una donna fantastica, ma ancora più fantastica di lei è suo padre. O suocero. La tradisco regolarmente con lui e non provo nessun rimorso. Vorrei tanto lasciarla per stare con lui, ma lui non vuole casini con la famiglia. Mi ha ferito un po' parlare miei chitarri. Oh Gesù Cristo, mi ti hai messo in tutto. Sono sposato da 2 anni con una fantastica donna, ma ancora più fantastica di lei è suo padre. Tu ti fotti la suocera, ti fai la suocera, ti fai. Me ne fotti così che non me ne fotti, non si tratti che ti fai un padre che ti fai. No, uè, stomaco, qui, mo mi piglio lo stomaco, qui. Mo mi prendo lo stomachetto, io lo a me, Maronna mia, capisco che tu li fa mamma, boh, allora tu, nel senso che capitano, ci sono state sono veramente esistite. Però con il padre si è fatto innamorato della figlia, che sta cosa ma che sta a dire? Veramente fa? No, secondo me sono fatti questi segreti così, perché oggi veramente arriviamo a una cosa esagerata, perché un padre non può mai fare una cosa del genere a piacere, no, Una volta a 15 anni, per vedere cosa provano i bambini, mi sono messa un pannolino e ci ho pisciato dentro. Che poi diciamo no, che le dici tu 18 anni donna. 18 anni donna. Pure tu sei stato bambino, un pannolino te l'hai messo, quindi lo sai che no? Cioè, ma che vuol dire? Crei che ti metti un pannolino e ci pisciare in, fammi capire. Ma che sfizie cazzo sono questa? Gesù, oh bene, non si possono sentire sti cose, amici, non si possono proprio sentire. 18 anni pisciando un pannolino. Ah, sta a 15 anni però, sta a 15 anni. E nemmeno a 15 anni! Che schifo ti metti a fare? Mi metto a piscina, pannolino, piccia. Ma quanto deve essere scomodo e perizoma? A noi ragazzi piace, ma deve essere veramente una cosa insopportabile. Vabbè, io che sono donna, io magari posso anche rispondere a questa cosa qua, perché diciamo capita molto spesso che io voglio mettere un perizoma, no? Voglio mettere, perché comunque a me piace, voglio fare un po' la sex voglio fare, voglio fare quella cosa là. Ogni tanto non metto, però c'è un fastidio, prima pure abbiamo detto, il fastidio è l'emorroida, perché se mi metto l'emorroide, ma se, cioè capico, tenga la palla al culo, un po' fa niente, niente brutto, niente. Ragazze, sappiate che siete tutte belle. Mangi cago cazzo la coi! Sai chi sono sta gente che dice sti cose? Che non piacciono con una femmina, tale quelli là sono. Ragazzi, siete tutte belle, siete bellissime. Così pure quella che più scezza che si sente bella, capi? Che esce questo. Piace il fatto stomaco. Qualche volta vi late. Spazio in me scritto. Quante volte vi late alla settimana? Vi lavate? Io mi lavo 3 volte alla settimana, 3 volte. Non faccio sport. I miei compagni mi prendono in giro perché dicono che puzzo, ma in realtà non è vero. Che ne pensate? Che ne pensa? Ti buttassi a 2 veterinario, ti buttassi. Una bella razzata, una bella sciacquata. Di tutte mani, ma tu vero fa 3 volte alla settimana. Che ti ha scritto un mirco, fammi capire. Cioè 3 volte alla settimana che sta là, ma fammi capire, ma che resti tu? È maschio, ma per di più, fidi, capito? Fidi bruto. 3 volte alla settimana. Gesù Cristo mio, ma perché? Cioè, facendo ma proprio un sapone, un bagno schiuma, una dimensione più samba, niente, un malizia, niente, un po' di sciacquato, niente, come si chiama? Non mi ricordo, ma un Vidal. Ma lavate, per piacere.
Ma pure una febbre, tu ti lavi 3 volte alla settimana. No, mettiamo a casa, ti lavi 3 volte alla settimana. Lunedì, mercoledì, io venerdì. Domenica esci con una guaglione, stai a rione senza te lavare. Ma come fa? Temo di essere pazza perché parlo con gli oggetti e gli do un nome. A volte parlo con il mio termosifone chiamandolo amico Termos. Si capì? Che sa già ridere che sa già ridere. Che pensate sta sulle a casa abbiamo vicino ciao sedia. Sto bene? Poi se c'è un termosifone, vuoi termosifone? Ascima stasera, non so, non porta. Ma che sta marciando fuori per il capo? Mannaggia, quello si risanna, non è che 8 anni, si risanna! Un po' di anni fa eravamo in macchina io e mio cugino. Lui soffre l'auto. Cioè, nei tratti lunghi gli gira lo stomaco. Quando all'improvviso senza dire una parola mi vomita addosso. Che schifo! Io salto dalla paura e lascio immaginare noi dentro l'auto ricoperti. Oh bene mio, uè. Non sia mai. Che schifo. Ma no, sto a immaginare la scena che l'indama piacere, ma ci do tu sto mica. Scusatemi un po' un bacio veramente perché non ce la faccio a immaginare sti fatti, veramente non ce la faccio. Ma come si fa? Donna di 18 anni. Il ragazzo di una mia amica mi abbraccia da dietro e lei giustamente mi dà della p***a. Ma sì, dai, va bene. Ah, va bene, adesso mi chiedi di abbracciare che ti chiama zoccolo tu. Va bene, quindi, sì. Tanto comunque non fa niente, no, tanto comunque al finale è un migratorio e chi non è murato, non è che non fa niente, no, né troia, né zoccola. 18 anni, appena l'hai fatto 18 anni, già ti dichiarata. Ma io non lo so, su fanno mettere, io non mi piace. Il mio segreto è che di sera, quando sto nel letto, mi piace scaccolarmi. Che boh, mi piace scaccolarmi. Ti metti i denti in tua naso e non sapendo dove dover buttare lo scaccolo, butto tutto sotto al letto. Gesù Cristo. Che schifo, beh, no, me ne dai, che schifo. Sai che le pentole, si metti in togliet, metti i denti in donato, trapet, sotto lì, ma che spazio mi mette a fare, Gesù Cristo. Ragazzi di 16 anni, ma vi rendete che state a cotto con chiassita, per niente trovate a cocco, piglia il puppetto e vi zecca quello, che le capita sti cose, che sti mezzo sotto le si rozzi di vi zecca quello. Ma che schifo mettete a fare, ma quelle che dico io, no. Ma che pigli cosa e metti sotto il letto? E fai stipe, non lo so, che ha fatto sti cose? Nelle foto vengo veramente una figa della Madonna, poi mi vedi da vivo e vomiti. Si è successo, no, scusa, ma in che foto può fare quello che può, tu puoi mettere questo, come sto per cercare, tu hai questo muso oggi già nasce, perché ti sembra un successo, hai capito no? No, ma dalle foto, se è bella, avvicina si gargamella, hai capito? Il mio cane è entrato in camera mia per scorreggiare, ma io dico, l'educazione. Boh, lui cagnolino non capisce, cioè, scusa, un cane trasa, fa per terra, cioè, che non sa, capito, no? Ma senti che comunque perdere i cani fate in che maniera, per non parlare di zatillo, te ne hanno usato scostumato proprio assai. Poi quando fanno per dirlo, appena tu la pigi, hai fatto tu la pena, no, è stato un cane, che dopo un cane va sempre per sotto, quando la fanno i pirati, ma non è vero proprio. Oggi in palestra abbiamo fatto una cosa a 3. Appena abbiamo finito tutto abbiamo scoperto che il bidello era lì che ci guardava dalla finestra. Ragazza di 17 anni. La cosa a 3, 17 anni. Troia, veramente. Troia, dal cuore proprio. Guarda con me, sua Troia! Che dicono, terminiamo il video? Sì? E dimmi qualcosa. Quanto cazzo strunzo, hai capito no?
Guarda, che va a risere, faccio un studio qua perché stiamo arrivando proprio alle stelle, alle stalle, alle stolle, veramente. Tra quelli che si fumato, che non si fa, che si chi può tutto lì, ma come spacci, ma come si fa? Ci sono tutte queste cose che capitano nel mondo e non sappiamo niente. Gesù Cristo, Gesù Cristo, uè. Se proprio vogliamo fare una cosa bella, ma bella, ditemi i vostri segreti qui sotto nei commenti, me li dite così nel prossimo video invece di prendere i segreti della gente, quindi i segreti vostri. Io spero che questo video vi piace, se vi piace mettete un mi piace, se non mettete mi profotto, lo passo un cotto, non mi interessa proprio. Condividete per tutte le parti, ovviamente, Instagram, Facebook, sabatevi il parte giubbellello, mettete in due storie, taggatemi che vi reposto, faccio video io. Ok? Vi mando un bacione, fate i buoni e nazzicate i pupazzo turietto.